Scende la curva dei contagi e aumentano i casi dei guariti, un solo positivo in provincia di Agrigento che si registra a Realmonte. La regione Sicilia tende ad una riapertura subito dopo il 3 maggio, ok anche alle riprese dei cantieri, comitato scientifico favorevole alle passeggiate. 2 arresti a Liegi, un favarese e un empedoclino, progettavano un omicidio. Per la Commissione parlamentare antimafia il ciclo dei rifiuti ha finora regalato debiti alle casse pubbliche e soldi a Cosa Nostra. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In provincia di Agrigento si registra un solo caso in più, mentre in Sicilia 27 contagi in più rispetto a ieri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Primo caso positivo di Covid si è registrato ieri a Realmonte. Si tratta di un cittadino ricoverato recentemente in una struttura ospedaliera fuori provincia che aveva subito un delicato intervento chirurgico e lì evidentemente si sarà sviluppato un focolaio, quindi dopo i dovuti accertamenti è risultato positivo al test. Intanto in totale sono saliti a 112 contagi nella nostra provincia, tra cui ricoverati in ospedale 11, dismessi da strutture sanitarie esterne 4, in quarantena 67, guariti 20, deceduti fermi a 10. 4 ricoverati a Caltanissetta presso l'ospedale Sant'Elia, 2 a Partinico, 1 ciascuno a Caltagirone, Enna, Marsala, Messina e presso l'ospedale civico di Palermo. Secondo i dati forniti invece dalla regione siciliana, ad Agrigento si registrano 129 casi, 2 in più rispetto a ieri. Nelle altre province siciliane l'aumento è di 44 contagi in più. Catania al primo posto sempre con 600, 5 in più, Messina 370, 4 in più, Palermo 330, 5 in più, Enna 292, 2 in meno, Caltanissetta 115, 1 in meno, Trapani 113, 1 in più, Siracusa sale a 100 registrando un numero di contagi alto, 14 in più, Ragusa invece è stabile a 59. I ricoverati diminuiscono di 17 unità, 1 meno in terapia intensiva, i guariti salgono a 11, i decessi aumentano di 6 persone. E sul caso di Realmonte registriamo una dichiarazione del primo cittadino, ingegner Lillo Zicari. Io oggi sono costretto con questo video a darvi una notizia brutta. Un nostro concittadino è risultato affetto da Covid-19. Era stato di recente ricoverato presso una struttura ospedaliera, tra l'altro fuori provincia, nella quale aveva subito un intervento chirurgico. In quell'ospedale si è saputo poi si è sviluppato un focolaio. Lui prima di uscire avevano fatto un tampone e il risultato era stato negativo, poi ha avuto qualche giorno di febbre, sono stati costretti a rifare il tampone, lo hanno ripetuto quindi 2 giorni fa ed è risultato purtroppo positivo. Lui e i componenti del nucleo familiare, che tra l'altro abitano in una villetta isolata fuori dal centro abitato, mi hanno detto che non hanno avuto nessun rapporto con altri cittadini di questo comune. Cioè, da quando sono usciti dall'ospedale, da circa una settimana, sono usciti infatti il 10 di aprile, non hanno avuto contatti con nessuno, prudenzialmente sono rimasti a casa perché proprio avevano compreso che ci poteva essere un problema legato al focolaio che si era sviluppato presso la struttura ospedaliera dove era ricoverato. Quindi sotto questo punto di vista vorrei rassicurare tutti. Io sono ovviamente in contatto con l'ASP, con l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, con il Maresciallo dei Carabinieri e stiamo adottando tutte le misure che il caso richiede. Il monitoraggio lo stiamo facendo insomma come è previsto da protocollo. Poi per il resto le cose sinora erano andate forse troppo bene. Fino a ieri avevamo ricevuto 21 esiti di tamponi, tutti negativi da parte di coloro che erano rientrate dalle regioni del nord Italia, comunque che erano rientrati al comune e che stiamo monitorando. Le cose erano andate forse troppo bene, ma purtroppo i contagi a volte si prendono in maniera fortuita e quando meno ciascuno di noi se lo aspetta. In questo caso dicevo che verosimilmente è stato preso da una struttura ospedaliera tra l'altro importante. Per il resto torno a raccomandarvi di rimanere a casa,
di uscire solo nei casi assolutamente indispensabili, di uscire da soli, un solo componente, il nucleo familiare, e di adottare tutte le altre misure che ormai conosciamo bene. E boom di guariti, l'assessore regionale Ruggero Razza e il governatore della Sicilia Nello Musumeci sono contrari all'ipotesi di andare oltre il 3 maggio con il lockdown ed arriva l'ok del Comitato Tecnico Scientifico Regionale alla corsa agli sport all'aria aperta, alla riapertura dei parchi giochi per i bambini, purché si mantengano le distanze di sicurezza e si igienizzino regolarmente superfici e strade, sia anche ai cantieri dove si lavora con i dispositivi di protezione e alle piccole attività commerciali. Ci sono i nostri servizi. La Sicilia sarebbe pronta a ripartire dopo il 4 maggio. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, parlando all'Assemblea regionale siciliana, ha sottolineato l'esigenza di valutare una ripresa delle attività che tenga conto della specificità della situazione siciliana. Il Premier Conte, ha detto Ruggero Razza, ha chiesto alle regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali scelte di anticipare riaperture di attività. Valutiamo l'ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre il 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data perché in Sicilia, dice sempre Razza, ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni. Ecco perché nel pomeriggio di ieri il presidente della regione Musumeci ha incontrato il Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Le regioni possono valutare degli step di apertura interloquendo con Roma, però naturalmente su basi scientifiche. Sarebbe un grave errore se questa graduale apertura delle attività sia valutata al di fuori della sicurezza dei lavoratori, degli operatori, del distanziamento sociale e del contenimento su basi scientifiche e sanitarie. È stato infatti avviato il confronto con i vertici dell'assessorato alla salute, il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus, riuniti in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. Il confronto servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per la fase 2 relativa alla ripresa delle diverse di attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del comitato sarà determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza. In base alle risultanze del comitato, il governo della regione assumerà le decisioni per l'allineamento al DCPM vigente e valuterà già nei prossimi giorni l'adozione di ulteriori misure di alleggerimento. Ripartono i cantieri in Sicilia, ad affermarlo è l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone. Per Falcone il governo è impegnato a superare l'emergenza del coronavirus, ora lo vuole fare anche per le opere pubbliche siciliane. L'infrastrutturazione del territorio è sinonimo di crescita e di sviluppo nello stesso contesto territoriale. Stiamo predisponendo atti per fare ripartire i cantieri nei vari settori, strade, porti, tra questi anche quello di Sciacca e nell'edilizia popolare, riprendendo l'attività nei cantieri di Ribera. Il governo Musumeci da qualche giorno è impegnato al superamento dell'emergenza coronavirus. Lo vuole fare anche nel settore dei lavori pubblici, perché riteniamo che la infrastrutturazione di un territorio sia elemento essenziale di crescita e di sviluppo dello stesso contesto territoriale. Ecco perché stiamo predisponendo atti e organizzazioni per far ripartire tutti i nostri cantieri. Inizieremo lunedì dalla frana di Lettoiani sulla Catania-Messina, ma continueremo nel settore della portualità, da Castellammare del Golfo, da Sant'Agata di Militello, o l'avvio dei lavori al porto di Sciacca. Continueremo nel settore dell'edilizia popolare, facendo riprendere le attività a Ribera in provincia di Agrigento, continuando a Giarra in provincia di Catania. Nel settore ferroviario riprenderanno i cantieri della fermata di Fontanarossa a Catania, della stazione di Capaci in provincia di Palermo o nel Trapanese, la tratta ferroviaria che collega Castelvetrano a Trapani. Nel settore stradale e autostradale sono diversi i cantieri che abbiamo concordato con ANAS di far ripartire, ma faremo ripartire col CAS anche la più importante opera autostradale che è la Siracusa-Gela. Lo abbiamo deciso ieri sera in una videoconferenza con i vertici del CAS, così come con i vertici aziendali. Questo diventa necessario perché dobbiamo coniugare la sicurezza
dei nostri lavoratori alla ripresa delle attività delle nostre aziende, siciliane e non. Il deputato regionale del PD Michele Catanzaro attacca i provvedimenti sanitari messi in atto dal governo e l'operato dell'assessore al ramo Ruggero Razzo. Critica la scelta di individuare ospedali e punti Covid hospital all'interno degli ospedali e la lentezza nei risultati dei tamponi. Vediamo. Forte e deciso è stato ieri l'intervento fatto durante la seduta dell'ARS da parte del parlamentare sancense onorevole Michele Catanzaro in merito alla sicurezza degli ospedali agrigentini, rivolto all'assessore alla sanità Razza sui reparti misti istituiti presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca che sono diventati Covid all'interno della stessa struttura. Da lì sono partiti i veri focolai, afferma l'onorevole Catanzaro, che riporta le forti lamentele in aula espresse più volte dai medici locali che mostrano la loro preoccupazione per la salute sia propria che dei cittadini. Per l'onorevole Catanzaro quello che serve veramente alla nostra provincia non è un centro Covid, ma un reparto sia di malattie infettive che di pneumologia. Siamo in nettissimo ritardo, siamo in enorme ritardo sulla mappatura della popolazione sui tamponi. Un altro esempio che mi viene molto semplice fare, Assessore Razza, è nell'incertezza della distribuzione dei posti Covid nella rete ospedaliera regionale con un mero problema di commistione degli ospedali misti. Io provengo da una provincia di Agrigento dove ci sono i medici che stanno lanciando tutti un grido d'allarme, dove ci sono gli ospedali individuati come Covid, Agrigento e Sciacca, e questo è un mero problema, perché a livello nazionale, a livello ministeriale, viene vietato la commissione degli ospedali misti, perché tutto è partito da là, il focolaio è partito da là, la Lombardia lo dice, e noi che cosa facciamo? Bene, siamo fortunati perché ovviamente il picco non è arrivato, però attenzione perché questo è un vero problema. Io, Assessore, l'ho detto già nelle passate settimane e lo continuo a ripetere, anche perché una provincia come quella di Agrigento manca un reparto di malattie infettive e un reparto di pneumologia. Sono queste le cose che dobbiamo fare, non individuare gli ospedali Covid, Sciacca e Agrigento. L'onorevole Catanzaro ha anche rivolto un forte monito all'assessore Armao per lo sblocco delle risorse finanziarie ferme da tempo nei vari settori dell'agricoltura, pesca e artigianato. Poco fa l'assessore Armao parlava che ovviamente ci accingiamo ora alla fase del bilancio. Bene, Assessore, oggi io le posso appunto dire che diciamo che molte sono le cose che mi giungono, per esempio come notizie. Cioè noi abbiamo cose ferme al palo ancora prima dell'inizio della pandemia del Covid, procedure dentro gli assessorati bloccati, non si sa quello che avviene, gare d'appalto di servizi e beni che vengono bloccate con aziende già aggiudicatarie che in pratica non sanno se quelle risorse sono destinate a loro o sono destinate all'emergenza sanitaria. E questo è un vero problema. Abbiamo settori come l'agricoltura e come la pesca, come i lavoratori stagionali del turismo. Abbiamo questi problemi. È inutile che ci venite a raccontare poi che ci sono già le somme pronte per intervenire sui lavoratori della pesca, perché quello sono le cose che sta facendo il Cura Italia. Noi ancora qua non siamo intervenuti. Cioè noi abbiamo i marittimi, abbiamo gli agricoltori che non si sa, buttano, diciamo che fino all'altro ieri ci sono stati servizi in televisione di problemi sull'uva Italia, su qualsiasi settore. 7 milioni della Regione per gli studenti universitari fuori sede, i dettagli nel servizio. 4 milioni sono destinati agli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno e che frequentino università in altre regioni d'Italia o all'estero. Ulteriori 3 milioni sono invece destinati agli studenti fuori sede che frequentano le università siciliane. I ragazzi che si trovino ancora presso le loro sedi di domicilio accademico fuori dalla Sicilia avranno ovviamente priorità nell'accesso al beneficio, mentre coloro i quali siano rientrati in Sicilia a seguito dell'emergenza
possono evidentemente presentare la domanda, ma questa sarà evidentemente scrutinata ed esaminata solo a seguito della graduatoria che riguarda i ragazzi che si sono mantenuti anche nel periodo di crisi e contestualmente alla chiusura delle loro università presso i propri domicili fuori Sicilia, accettando un sacrificio anche con riferimento al minore impatto potenziale di una carica infettiva che poteva essere eventualmente riportata in Sicilia. Le domande potranno essere presentate entro la metà del prossimo mese di maggio, così come il bando recita, ed è evidente che esse restano subordinate in atto ad un requisito per creare una condizione di parità con tutti quegli studenti universitari che ordinariamente accedono ai benefici universitari e per evitare quindi disparità di trattamento, soprattutto quando queste disparità di trattamento avrebbero potuto interessare in maniera asimmetrica studenti con maggiore reddito rispetto a studenti con reddito minore. Non si esclude che eventuali economie nel prossimo futuro possano immediatamente dopo essere destinati a scaglioni di reddito differenziati, facendo sì di poter così in qualche modo indirizzare il beneficio anche verso classi di reddito leggermente più elevate. Per quanto riguarda gli studenti fuori sede che frequentano invece le università siciliane e che in questo momento pagano infruttuosamente i canoni di alloggio nelle sedi universitarie, essendo rientrati praticamente tutti nelle loro residenze abituali, la procedura è molto più semplice. Gli ERSU siciliani provvederanno a scorrere le graduatorie di tutti quegli studenti che abbiano già richiesto senza ottenerlo il contributo alloggio e a fronte della presentazione del contratto di locazione, peraltro già avvenuta per questi soggetti, saranno immediatamente remunerati dagli ERSU di appartenenza: Catania, Messina, Palermo ed Enna. È morta di coronavirus un'infermiera di 55 anni. La donna, originaria di Sciacca ma residente a Bergamo, lavorava in una RSA nelle vicinanze del lago Odiseo. Lidia Liotta, questo è il suo nome, aveva un unico desiderio, quello di tornare a vivere nella sua amata Sicilia. E adesso vi mostriamo il gran lavoro dei medici e gli infermieri in prima linea contro il coronavirus, ma anche contro la paura e la tristezza, ma soprattutto il malumore. Guardate.
così, con un gran rumore di cicale e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate, amore mio, è arrivata l'estate, e noi due qui distesi a far l'amore in mezzo a questo mare di cicale, quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Progettavano omicidio a Liegi, arrestati in Belgio Antonio Bellavia e Salvatore Prestia di Favara e Porto Empedocle. Vediamo. Domenica scorsa, giorno di Pasqua, intorno alle 7 del mattino a Liegi, la polizia belga ha arrestato un favarese ed un empedoclino. In manette sono finiti Antonio Bellavia di 48 anni e Salvatore Prestia di 39, di Porto Empedocle e Favara. Le cimici piazzate sull'auto di Prestia hanno svelato il progetto di un omicidio ai danni di un italiano residente a Liegi. Così, vicino alla stazione centrale, è scattato il blitz della polizia, che ha anche sequestrato 2 armi. Si tratta di 2 persone già note alle forze dell'ordine che si inseriscono nella più ampia scia di sangue che collega il Belgio e la provincia di Agrigento. Antonio Bellavia era stato arrestato nell'estate 2017 insieme a Calogero Bellavia perché trovati in possesso di 2 armi da fuoco, una delle quali risultavano rubate a Carmelo Nicotra, vittima designata di un agguato avvenuto a Favara nel maggio 2017, a cui scampò miracolosamente. Antonio Bellavia, rimesso in libertà, era partito per il Belgio, dove le autorità locali lo hanno subito messo sotto controllo. Bellavia è indagato proprio per il tentato omicidio di Carmelo Nicotra, avvenuto in via Torino a Favara. Si registrano, tornando a ritroso nel tempo, siamo nel maggio 2016, l'omicidio in Belgio di Mario Iachelic Empedoclino, in cui è rimasto ferito il favarese Maurizio Di Stefano. Nell'ottobre 2016 l'omicidio di un altro empedoclino, Carmelo Ciffa, 42 anni, ucciso a Favara, e quello del ristoratore favarese Carmelo Sorcio, ucciso in Belgio nel 2017, ed Emanuele Ferraro, indagato insieme a Bellavia per il tentato omicidio Nicotra, ucciso a Favara nel marzo 2018. Salvatore Prestia, anche lui noto alle autorità belghe, era invece stato arrestato
per il tentato omicidio avvenuto ai danni di un ristoratore empedoclino, Saverio Sacco, ed è conosciuto per essere il cognato di Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino Messina, catturato a Favara dopo anni di latitanza. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. La Commissione parlamentare antimafia della Sicilia focalizza ed esamina il sistema del ciclo dei rifiuti sull'isola e lo descrive come un settore che negli anni ha regalato miliardi di euro a Cosa Nostra e debiti alle casse pubbliche. Lello Casesa. È stata inviata all'Assemblea regionale la relazione sui rifiuti della Commissione antimafia presieduta da Claudio Fava ed approvata all'unanimità dai componenti. Esiste un intreccio di interessi privati e pubbliche compiacenze che in Sicilia ha reso spesso il sistema dei rifiuti subalterno a quegli interessi e a quelle compiacenze, ha dichiarato Fava in conferenza stampa, ma anche, dichiara sempre il Presidente, un uso disinvolto degli scioglimenti dei comuni per mafia e il ricorrere di taluni personaggi che ricordano ciò che è stato il sistema montante. La funzione amministrativa, ha affermato Fava, ha scelto di essere subalterna. Fa il nome della ex ministra dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che arrivò allo scioglimento del comune di Racalmuto nonostante il sindaco dell'epoca, Salvatore Petrotto, fosse stato assolto. Per il ministro si legge nella relazione, che parla dei casi analoghi a Siculiani e a Scicli, il fatto che il GIP abbia accolto la richiesta di archiviazione dell'allora sindaco di Racalmuto non avrebbe intaccato la vicinanza di quest'ultimo all'associazione mafiosa locale, in quanto lo stesso avrebbe, dichiara sempre Fava, di fatto consentito all'organizzazione criminale di potersi infiltrare all'interno del comune di Racalmuto. O sbaglia il giudice, dice Fava, o sbaglia la ministra. Che il comune si fosse schierato contro la discarica della Catanzaro Costruzioni è un fatto. C'è stato un uso distorto dello scioglimento dei comuni per mafia. La relazione analizza anche la storia degli ultimi 20 anni di affari sui rifiuti, incluso il meccanismo della firmetta di alcuni dirigenti regionali, ricorda lo stesso Fava, che hanno ammesso ciò che altri ci hanno fatto capire senza ammetterlo. Sarà importante adesso, conclude il presidente Fava, avviare un dibattito in aula su questa relazione per affrontare i tanti nodi da sciogliere, a partire dall'andamento in ordine sparso dei comuni che nel 30% dei casi affidano il servizio di raccolta senza passare da una gara. Carceri anche in Sicilia, test sierologici per detenuti ed agenti. Eugenio Cairone. Ci sono state lamentele in tutta Italia da parte dei rappresentanti degli agenti penitenziari per la scarsa attenzione alle difficili condizioni di lavoro. Dalla Lombardia alla Sicilia si sono registrati comunicati di protesta dei sindacati di categoria, ma una netta presa di posizione arriva proprio dalla Sicilia con un documento sindacale che, ringraziando il Presidente della Regione e l'assessore alla salute, stigmatizza il comportamento del provveditorato che ha lasciato a desiderare parecchio. Nel documento firmato dai segretari generali dei sindacati della Polizia Penitenziaria che operano in Sicilia, Navarra, Quattrocchi, Veneziano, Ballotta e Spinelli, viene ribadita l'efficacia della Regione nella tutela della salute degli agenti che operano nella Regione. La Regione infatti ha inviato una circolare per iniziare i test sierologici all'interno delle carceri siciliane con la supervisione dei prefetti. Per i sindacati quella di coinvolgere i prefetti è già una garanzia contro l'inefficienza di chi avrebbe dovuto gestire meglio l'emergenza, ovvero i vertici regionali dell'amministrazione. I sindacati ringrazieranno in videoconferenza sia il presidente Musumeci che l'assessore Razza. È giusto, scrivono i sindacalisti, dare merito a chi si è attivato in poco tempo in favore di chi opera in trincea, a dispetto di chi vive seduto nelle poltrone. Aggiungiamo noi che vanno bene i ringraziamenti per una questione di stile e di buoni rapporti, però non bisogna chiedere come quasi un favore la tutela del proprio lavoro.
Nel nostro caso forse è giusto ringraziare, perché la solerzia non è un fatto normale, neppure di questi tempi. È morto a causa di una polmonite da coronavirus il boss di mafia, diventato collaboratore di giustizia, Francesco Di Carlo, originario di Altofonte, in provincia di Palermo, storico narcotrafficante di Cosa Nostra. Per anni è stato detenuto in Inghilterra. I dettagli nel servizio. Il coronavirus si porta anche il boss pentito di Cosa Nostra, Francesco Di Carlo. Il 79enne, ex mafioso dei Piani Alti, si è spento in ospedale a Parigi. Viveva lì da alcuni anni proprio nell'Île-de-France, non lontano dalla capitale francese. Aveva accusato problemi respiratori pochi giorni prima e la compagna lo aveva ricoverato in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Nativo di Altofonte, cittadina aggrappata alle montagne che circondano Palermo, fu un narcotrafficante che si trasferì in Inghilterra, dove continuava a gestire il traffico degli stupefacenti con copertura, sia una società di import-export ma altre attività. Per un bel numero di anni visse nel Regno Unito e sui perché del suo trasferimento oltremanica tanti sono i racconti che hanno abbondato nelle cronache di quei periodi. Lì, a marzo del 1987, venne condannato a 25 anni di carcere per traffico di eroina. Verrà ricordato anche per essere stato tra i principali accusatori di Marcello Dell'Utri e dettagliò di particolari il primo incontro tenutosi nella Milano ancora da bere tra la giovanissima stella emergente dell'imprenditoria italiana Silvio Berlusconi e i pezzi da 90 di Cosa Nostra degli anni 70, vedi il boss di Santa Maria di Gesù Stefano Pontade. Come raccontano le cronache del tempo, Francesco Di Carlo fu un uomo dai tanti misteri. Confessò di aver avuto rapporti coi servizi segreti. Stando alle dichiarazioni di un altro pentito eccellente, Francesco Marino Mannoia, sarebbe stato proprio lui ad uccidere sotto il ponte dei Frati Neri sul Tamigi il banchiere del crack ambrosiano Roberto Calvi. Questo ed altro ancora. Ma il 16 aprile del 2020 si chiude così per sempre causa un virus invisibile chiamato Covid-19, il racconto di Francesco Di Carlo. Il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolice attacca le recenti azioni eclatanti del sindaco di Messina Cateno De Luca. Si innesca un botta e risposta. I dettagli nel servizio. Il parlamentare regionale del PD, Antonello Cracolici, intervenendo in aula all'Ars, ha fatto riferimento alle recenti azioni eclatanti del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Per il parlamentare siciliano, il primo cittadino di Messina andrebbe rimosso. De Luca, ha evidenziato Cracolici, ha fatto ridere l'Italia e ha mortificato la Sicilia comportandosi come un podestà, quasi fosse al di sopra della legge. Immediata la replica del sindaco di Messina. In 30 anni di politica, evidenzia De Luca, non ha fatto nulla. Anche quando ha ricoperto la carica di assessore sotto il governo Crocetta, non si ricorda neanche un provvedimento da lui emanato che abbia inciso sul destino dell'imprenditoria siciliana. Le sue, continua il sindaco di Messina, sono le solite stucchevoli polemiche utili a ricordare ai siciliani che anche lui esiste. Perché sono ancora additato da certi anche soggetti come l'onorevole Cracolici, che oggi è intervenuto nel Parlamento siciliano, dove mi ha definito un podestà. Certo, io a differenza sua non prendo gli oltre 10.000 euro al mese che prende lui, ma vabbè, questo bontà sua, ma non è questo il tema. Io ci metto la faccia ogni giorno e mi prendo le mie responsabilità. L'onorevole Cracolici è da 30 anni che è lì, che galleggia sulle nostre spalle, e cosa ha fatto l'onorevole Cracolici? Onestamente ancora non l'abbiamo capito, però ogni tanto deve per forza creare polemica per ricordare ai siciliani che lui esiste. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto.